buonasera, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che mi va di restare con te. E se tu poco poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa avverrà. Gira e va, se lava, 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 gira e va, se lava. Bentrovati! Un saluto a Lorenzo e a Florindo, i miei compagni di viaggio in questa 18ª edizione di Mille Voci. E devo respirare con calma perché siamo arrivati all'ultima puntata. E questa cosa so che finisce con la lacrimuccia finale, perché abbiamo avuto una edizione intensa, impegnativa, ricca di tanti ospiti, tanti amici, e siamo arrivati all'ultima puntata di questa 18ª edizione di Mille Voci. E apriamo quest'ultima puntata con dei grandi amici. Loro sono i Seven Hills. Mi porto il microfono per salutare Gianluca Buratti. Grazie, ciao Daphne, ciao a tutti. Grazie. Ci ritroviamo. Gianluca, con grande piacere. Allora, voi Reciproco. in questa edizione di Mille Voci avete partecipato in varie vesti. Allora, vi abbiamo avuto ospiti col coro, ci avete fatto sentire dei bellissimi brani gospel. In realtà poi ci avete anche fatto sentire una chicchetta insieme a Don Bachi, perché loro, lo dico per quelli che non lo sapessero, si sono incontrati con Don Bachi qui in un'edizione di Mille Voci. Lui aveva delle canzoni per cui poteva essere buona, insomma, la presenza del coro. Si sono parlati con Gianluca, si sono messi d'accordo, insomma, quindi andatevi a cercare le puntate di Mille Voci sul nostro canale YouTube e vedrete anche l'esibizione di Don Bachi insieme ai Seven Hills. Ricordo che tutte le puntate di Mille Voci le trovate sul sito, sul canale YouTube di Mille Voci, e se volete tutte le informazioni per partecipare cercatele sul sito millevoci.it. Fatta questa premessa di nuovo anche all'ultima puntata, lasciamo spazio ai Seven Hills. Io ho visto un vostro concerto in occasione del Natale, perché poi il coro gospel un po' il Natale lo richiama, quindi insomma mi è piaciuto moltissimo. Però voi avete anche fatto un musical. Sì, noi dunque la prima volta che l'abbiamo portato in Italia è stata nel 2018 e è stata una prima assoluta qui in Italia. E poi lo abbiamo replicato nel maggio del 22 al Teatro Ghione. È stata una bellissima esperienza, molto faticosa, sicuramente sì, ma ne è valsa la pena e sicuramente torneremo in futuro, non appena le condizioni lo permetteranno, sicuramente sì. E sentiamo proprio un brano tratto da Sentiremo l'Alleluia Christ is Risen, che è il brano conclusivo del Messiah, quindi alla fine la risurrezione, quindi ci sta, è un brano gioioso, assolutamente. Un brano gioioso, anche noi quest'anno, se arriviamo possiamo puntata, ma insomma... ci sta, all'ultima puntata va bene, festeggiamo insieme ai Seven Hills con Alleluia! Alleluia, cedo il microfono al nostro Fausto che poi sarà solista. Just like he
entered the Lord Jesus and spoken to us. He sent them into heaven, sitting at the right hand of God. And I will always remember when he said, Thomas, it is me. Put your hand into my side. Stop doubting and believe. Oh! Hallelujah, hallelujah. Christ is risen from the dead. He's no longer In the grave, he's alive and well, just like he said. He left his throne in glory and became one of us. But his only now receiving and nailing to the cross. the grave could not hold him. He rose in victory. King of kings and Lord of lords shall reign eternally. King of kings and Lord of lords, he shall reign forever. King of kings and Lord of lords, he shall reign forever. King of kings, Lord of lords, is Lord of glory. He shall reign forever. He shall reign. He shall reign. He shall reign forever. He shall reign. He shall reign. He shall reign. He shall reign forever. King of kings Forever and ever. and Lord of lords, Forever and ever. mighty God. He shall reign forever. King of kings Forever and ever. and Lord of lords, Forever and ever. mighty God. He shall reign forever. Hallelujah, Hallelujah. 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 He shall reign forever. Forever and Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. He shall reign Forever. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. To the great Alleluia, alleluia, complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Veramente, che bel Bello, momento, vero? bellissimo. Ma è bellissimo tutto lo spettacolo, veramente. Quindi voi seguite i Seven Hills sui loro canali social in Tutti. modo che possiate anche seguire i loro concerti. Quando rifarete questo musical cercheremo di venire a vedervi, insomma, quindi complimenti. Con piacere, Bene. con piacere. Grazie.
E adesso ci vuole la canzone, quella, sai, quella che sanno proprio tutti, quella che Quella tutti... che tra l'altro non abbiamo mai fatto. Ah, ecco, A vedi, Mille Voci non l'abbiamo mai fatto. quindi vedi, questa è una chicca, però è una di quelle canzoni che alla fin fine, no, la più popolare, quella che ai concerti vi chiedono chiederà sempre, chiunque, perché tutti vogliono ascoltare, quando si vede un bel coro così, uno dice, senti, ma me la fai quella che come fa? È quella che... Sentite come fa. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When my Jesus was my sins away. Well, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Well, my Jesus was. Oh, when he when Jesus was my sins away. Well, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, and live my Lord every day, and live rejoicing. Well, oh, every day, oh, every day, oh, happy day, oh, happy day. Well, my Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. He was my sins away. Well, happy day. He taught me how. To watch, fight and pray, and live my Lord every day, and live rejoicing. Oh, every day, oh, my Lord every day. When Jesus was, oh, when he was, when my Jesus was, he was my sins away. Well, happy day, oh, happy day, well, happy day, happy day, happy day, happy day. Oh, happy day, happy day, happy day, happy day. Oh, happy day. È proprio un giorno felice! Grazie a Gianluca grazie a Buratti te, e grazie a voi e grazie ai a Seven Gianni Hills. soprattutto. Grazie. Grazie. Appunto, a proposito di Gianni, ho bisogno di passare la linea al turco.
Bentornati. Bentornati qui in studio. A quest'ultima puntata di Mille Voci ho avuto il piacere e la fortuna di far tornare un amico. È stato ospite in una delle puntate di questa edizione e lì siamo rimasti tutti conquistati dalla sua bravura e quindi siamo riusciti a metterci d'accordo con lui per riaverlo qui proprio per festeggiare quest'ultima puntata. Il nostro fischio nazionale, Avio Focolari! Grazie. Il fischio nazionale... Il fischio nazionale ormai è... Vuole andare in una regione che è la Campania e volevo dedicare un omaggio a Pino Daniele. Capisci? Allora tu ci cadi proprio in braccio perché il nostro patrono e regista Gianni Turco è campano, è napoletano, quindi noi qui abbiamo ospitato cantanti della canzone napoletana, io se canto in lingua napoletana è lui che mi dà ripetizioni, quindi tu mi dici questa cosa, quindi fai un omaggio a un grande cantante e autore della musica campana, ma proprio anche al nostro Turco, quindi vi lascio con Avio Focolari e il suo fischio, non dirci che cos'è. Vabbè, sono perché proprio appunto le riconosciamo insieme. Avio Focolari! Grazie. Era troppo bassa.
beh, Pino Daniele non era... Che mi volevi dire? Che No, che meraviglia, però non va, cioè fischiare Pino Daniele. Ti stavo guardando, dico. Sì, perché fai, mi fischi Pino Daniele, e invece, vedete, Avio Focolari riesce a fischiare qualunque cosa. Noi l'abbiamo sentito fischiare colonne sonore, adesso l'abbiamo sentito fischiare canzoni. Lui dice che se gli lascio spazio ci fa 2 ore di posso fare tutto Verdi. Tutto posso Verdi fare... fischiato? Sì, certo, l'ouverture della Gazza Ladra, potrei fare qualunque cosa. Quando facciamo gli spettacoli teatrali ti chiamo, così ci vieni a vedere e mi fischi. Intrattenere. No, visto che c'è un bellissimo violino qui, sì, io volevo fare un brano in re minore, se magari il maestro mi vuole seguire, è famosissimo, che è la Ciarda di Monti. Oh, ma che spettacolo! Voi cercate di organizzarvi per seguire il maestro Focolari. Avio Focolari! Vediamo come viene. Grandiosi, mai provato, non abbiamo mai provato. Sì, loro si sono incontrati qui poco fa ed è venuta fuori questa bellissima collaborazione con Florindo Cimei al violino e Lorenzo Lanciotti al pianoforte. Grazie. Tra noi si dice chissà sa. Chissà sa. Però scusami, visto che adesso siamo qui, io a Roma si dice
buttiamola in caciara. Ah, vabbè, no, ho una capito. cosa è. Allora devo facciamo. introdurre qualcosa. Bravo. Allora Ah. la buttiamo in caciara. Tu mi fai l'introduzione, però ho bisogno dell'aiuto del coro. Così, in quest'ultima puntata facciamo questa cosa un po' tutti insieme. Siamo pronti? A tonalità? La minore? Tonalità? E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento il cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata ma solamente a fare in maniera de fammi in sogno a prima sera. No, dalla regia voglio sentire era meglio di no. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicore il cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore dell'illa, che mi riporti verso il primo amore. E sospirava le canzoni mie, e mi riccontoniva le bugie. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicore il cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore dell'illa, che ti riporti verso il primo amore. E sospirava le canzoni mie, e m'ha ridotto di madre bugie. Grazie della tua disponibilità e della tua presenza. Grazie a voi. Avio Focolari. Grazie. E la linea passa un momentino al turco. Linea al turco. Bentornati, ci riprendiamo la linea qui in studio. Un'ultima puntata ricca di emozioni, ricca di amici, come il prossimo cantante che vi sto per presentare. Lui praticamente è stato con noi per tutta l'edizione di quest'anno di Mille Voci, Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ciao Daphne. Domenico Bartolomeo ci ha tenuto compagnia lungo tutta l'edizione, tutte le 10 puntate di questa quest'anno 18ª abbiamo deciso Lamplain. di farle tutte. Siamo stati molto contenti di averti qui con noi. Ci hai cantato, Domenico Bartolomeo canta le canzoni della musica leggera italiana, fa degli omaggi a degli autori, a dei cantautori. Quest'anno si è sprosciuttato con Eros Ramazzotti, diciamo Infatti, la verità. infatti. Per cui abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e chiudiamo con Eros Ramazzotti. Quindi salutiamo Eros Ramazzotti. Domenico Bartolomeo è un tuo fan. Ecco. Giusto? Adesso lo sa. Adesso lo sa. La canzone di oggi è? Un angelo disteso Disteso al sole. Quindi Domenico Bartolomeo in Un angelo disteso al sole. Grazie. Grazie Domenico Grazie. Bartolomeo, grazie per essere stato con noi in questa 18ª edizione È di stato Mille Voci. un piacere e alla prossima. Grazie a Domenico voi. Bartolomeo. A chi tocca? Ti tocca non si ingrugna. Dai, siamo arrivati all'ultima puntata. Come a chi tocca? Daphne. Bravo! Daphne, Oh, vedi? Me l'ha suggerito A chi tocca? lui. L'ha suggerito Lorenzo. All'ultima puntata almeno. No, riusciamo a fare una cosa in cui dico io
A chi tocca e voi? Daphne, fatelo tutti insieme, dai, allora fatemi ripetimela questa cosa. Pure tutto il pubblico, il coro, tutti quanti insieme, ci siamo? A chi Ok. tocca adesso? A chi tocca? Daphne! Oh, vedi che bella presentazione. All'ultima puntata ci siamo riusciti, meno male, grazie, grazie. Allora qui scatta la dedica. Voglio cantare una canzone proprio in quest'ultima puntata, che è una canzone che mi ha portato fortuna, devo dire, perché è stata una delle prime canzoni che mi hanno messo in contatto con tutta una serie di persone che poi mi hanno fatto arrivare fino a Gianni Turco e fino a qui a Mille Voci. Ho cantato questa canzone in uno spettacolo teatrale e ho conosciuto il tenore Edoardo Guarnera. Io vorrei fare un pensiero ad Edoardo, che è venuto a mancare proprio quest'anno, quindi io non so perché faccio queste dediche, mi vengono in mente queste cose che poi mi viene da piangere e mi cola tutto mentre sto qua, comunque respiro. Ho incontrato Edoardo Guarnera, ho cantato questa canzone, lui mi ha portato con sé nei suoi spettacoli in giro per l'Italia e mi ha fatto approdare a un Mille Voci napoletane. Insieme a lui ho cantato con lui Caruso ed era proprio il regista di Mille Voci napoletane, il famoso Turco che ormai conosce tutta Italia, il Gianni Turco, che è il produttore di questa trasmissione. Da lì è iniziata la nostra collaborazione, mi ha ospitato a Mille Voci, ha creduto in me e crede tuttora in me e quindi io di questo lo ringrazio perché mi ha aiutato ad arrivare fin qui, ha prodotto i miei dischi e quindi abbiamo fatto gli arrangiamenti dei miei brani, ho avuto la fortuna di poter interpretare delle belle canzoni del panorama della musica leggera italiana, ho cantato in altre lingue, quindi devo veramente tanto a Gianni Turco e tanto a Mille Voci, perché se le persone mi conoscono grazie a questa trasmissione. E io voglio salutare anche tutti voi che ci seguite con tanto affetto. Vorrei salutare soprattutto tutte le persone alle quali noi teniamo tanta compagnia e in questa occasione voglio salutare anche tutti i miei pazienti che sono affezionati a Mille Voci, ai quali io faccio vedere la trasmissione, che si sintonizzano per vedere la dottoressa che canta e che cantano insieme a noi. E questo è un merito di Gianni Turco e di questa trasmissione, la capacità di tenere compagnia facendo della buona musica, che è la musica che piace a tutti, è la musica che si riesce a cantare da casa. Forse è vero, non è la musica quella moderna, quella recente, ma è quella musica bella, melodica, che riusciamo veramente a cantare tutti e che trasmette tante emozioni. Quindi grazie a Gianni Turco per questa intuizione, per Mille Voci e per avermi voluto qui. Quindi è a lui, a voi tutti, a tutti che avete reso possibile la realizzazione di questo programma, di questa 18ª edizione, che dedico un amore così grande. Sento sul viso il tuo respiro, caro come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. È più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande
intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta per me. Vabbè, va. E non c'è stato niente da fare, me la sono fatta piangendo. Quindi adesso io è con molta gioia che vi presento i protagonisti che chiuderanno questa puntata, e sono onorata di averli qui veramente con tanto piacere, soprattutto di avere lei, che l'ho inseguita un po' per riuscire ad averla qui a Mille Voci. Anche con lei noi ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo persino fatto uno spettacolo a teatro insieme anni fa e venne a vederci in quella occasione anche il suo papà. Sto parlando di Cristiana Ciacci e la Little Tony Family! Sì, così. Cioè lei è Cristiana Ciacci, io sono la Little Tony Family. Lei è Cristiana Ciacci e tu sei Angelo Petruccetti. Io la Little Tony Family, lei è Cristiana Ciacci. Tu sei la Little Tony Family e lei è Cristiana Ciacci. Allora, okay. Angelo Petruccetti lo conoscete, è già stato ospite a Mille Voci tante volte, lo abbiamo sentito anche cantare, vi ho anche detto che è l'arrangiatore dei miei brani. Adesso lo vedi piangere? No, adesso puoi piangere, tanto io ormai già ho dato, quindi si vede. E Cristiana Ciacci, sei splendida. Abbiamo seguito tutta l'evoluzione della Little Tony Family, abbiamo seguito anche la nascita del tuo libro, quindi è stata anche una bella emozione, penso, e anche una bella soddisfazione. Eh sì, era da tanto che lo volevo fare, è stata veramente una realizzazione di un sogno, sì.
Complimenti, nel libro poi in associazione al libro c'è anche il DVD, perché non è che non la so tutta questa cosa. L'ho preparata bene. Mi ha preparato bene, sì, perché lui ha curato tutti i contributi di questo DVD che esce insieme al Ma l'hai libro. pagata? Non l'ho pagata, No, l'hai giuro. pagata, No, perché- no, ma lei è così, è così. È vero. Quindi vi ringrazio tanto di essere con noi. È proprio bella questa cosa che riusciamo a chiudere questa edizione di Mille Voci insieme a voi. Fateci ascoltare un paio dei vostri successi. Allora, vi Voi portiamo nel mondo degli anni 50. Bravissimo, perché io l'ho non ci visto, ho visto appartiene. anche il video, so tutto, ecco. so. Vai, facciamolo vedere a tutto il pubblico di Mille Voci. Bene. Sì. Questo è stato il nostro singolo dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Wow. Scritto da Davide De Marinis. E anche il pezzo che poi seguirà, che è Bon Bon. L'ha scritto sempre Davide e l'ha cantato con noi. È vero, sì, vi ho visto in televisione che facevate questa cosa. Allora, capite che noi qui siamo tipo una famiglia, quindi io adesso dico a tutti quanti che sto andando a cercare di darmi una giustata con la mia truccatrice che mi aiuta, visto che me la sono fatta piangendo, mentre abbiamo il piacere di ascoltare la Little Tony Family in Wow! Wow! Stasera andiamo fuori e non torniamo a casa. E poi facciamo tardi e poi vediamo l'alba. Ti porto dove vuoi, Sotto le stelle in riva al mare. perché lo so, lo sai, hai sempre voglia di ballare. Ballare rock and roll, ballare rock and roll. Sei tutto quello che voglio, E voglio vivere un sogno. sei tutto quello che voglio. Dai, continuiamo a ballare. Non ci possiamo fermare, continuiamo a ballare. Ballare rock and roll, ballare rock and roll, ballare. Stasera andiamo fuori e non torniamo a casa. E poi facciamo tardi e poi vediamo l'alba. Ti porto dove vuoi, Sotto le stelle in riva al mare. perché lo so, lo sai, hai sempre voglia di ballare. Ballare rock and roll, ballare rock and roll, ballare rock and roll, sì, ballare rock and roll. La Little Tony Family, Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti. E non potevamo che cantare e ballare il rock and roll. Veramente, ci sta tutto. Voi seguiteli sui loro canali social, loro fanno degli spettacoli bellissimi, poi ci sono le ballerine. Cristiana è una bravissima ballerina. No, è vero, hai studiato danza per tantissimi anni, io ti ho visto In pensione ballare, adesso quindi ormai, alla mia età. adesso fai le coreografie. Esatto. La so questa cosa. Oltre a fare la mamma, Sono oltre a preparata, fare la oltre a fare la mamma di Fa tantissimi le, ma lei figli. fa le coreografie pure a casa. Anche a casa Perché fanno tu se la coreografie. chiami quando sto cucinando, fa le coreografie con i figli. Sai, aspetta. Li tiene occupati, Esatto, secondo fa le- me esatto. questi ragazzi che poi sono cresciuti. Mille cose in un momento. Ma tu per curiosità, così raccontiamo anche un Sì. po' gli affari tuoi. Sì. Allora, tra l'altro l'età di questi figli è anche abbastanza Io ampia. copro tutta la gamma. Vanno Abbiamo varie generazioni. dai il 23, più grande, dai 23 ai 5. Ecco, quindi voglio dire, sei molto esperta, quindi se avete bisogno di una babysitter, brava Cristiana, che sei riuscita a conciliare anche questo impegno della musica, di portare avanti questo progetto di tuo papà con la Little Tony Family, le canzoni e anche le canzoni, fare canzoni nuove, nuovi progetti, insieme anche al portare avanti una famiglia così numerosa, ed è, sappiamo, un bell'impegno, perché poi se ne parla tanto delle donne impegnate nel mondo dello spettacolo, della politica. Basta tutti dormire questi... 3 ore a notte. insomma, appunto, non quindi è a che- qualcosa poi ogni tanto bisogna rinunciare per riuscire a portare avanti un po' tutto, però
la dimostrazione è che si può fare e si può fare anche bene. Quindi meno male veramente che l'ha fatto lei, e non l'hai fatto tu lascia stare. Io guarda, lascia stare. No, lasciamo sto stare. a 3 va bene così, ma lei a 5 però anche tu a 3 insomma te la cavi, te la sei cavata ma discretamente. Infatti, guarda, basta che va bene. Allora, visto che vi abbiamo qui, ascoltiamo questa canzone è dedicata a te, Bonbon, perché sono tipo un cioccolatino molto, esatto, ecco, bonbon. Tipo... E poi in portoghese significa bene bene, bonbon. Quindi, insomma, vogliamo shakerare bene per tutto l'anno. No, tra l'altro a noi ci sta bene perché noi con Mille Voci andiamo in onda sul canale 68 su Bomb Channel, quindi alla fine vedi che c'è l'assonanza. Anzi, vi ricordo che potete seguire Mille Voci sempre su tutti i canali social e potete sapere anche quando andrà in onda, quando andranno in onda le puntate di Mille Voci, soprattutto sul canale 68 a livello nazionale, su tante emittenti regionali in tutta Italia, e andiamo anche sul satellite, andiamo all'estero, e poi trovate tutto sul canale YouTube di Mille Voci, dove troverete anche le esibizioni degli artisti che si sono esibiti in questa occasione, in questa 18ª edizione, compresa la Little Tony Family. Quindi in piedi tutti quanti, facciamo festa per questa chiusura di puntata. Bom bom! Vai! Shake it like a bomb, boom, boom, boom. Shake it like a bomb, boom, boom, boom. Shake it like a bomb, shake it like a bomb, boom. Dance signorina. Lo senti che ti prende, senti che ti sale. Shake it, shake it, shake it, un attimo speciale. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hai voglia di sognare sotto questa luna piena, piena. Mamma, mamma. Problemi, shakerando questa libertà. Mamma, mi dà la carica. È naturale, un brivido alla schiena viene e va. Boom, 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 shake it like a bomb. Boom, 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 shake it like a bomb. Boom, 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 shake it like a bomb. Boom, this is signorina. This is signorina. This is signorina. Andiamo in orbita, senza problemi, shakerando questa libertà. Mamma, mi dà la carica. È naturale, un brivido alla schiena viene e va. Boom, 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 shake it like a bomb. Boom, boom, boom. Shake it like a bomb, boom, boom, boom. Shake it like a bomb, shake it like a bomb, boom. This is signorina. Bom bom con la Little Tony Family, grazie. Venite tutti qui, tutti coloro che si sono esibiti nel corso di quest'ultima puntata. Lorenzo, Florindo, venite qua vicino a me. Scusate, mi metto qui in mezzo a voi. Sì. Eccovi. Allora, ci mettiamo tutti insieme qui per chiudere questa puntata facendo i ringraziamenti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa 18ª edizione. Ringrazio Emanuele Giannini, prezioso collaboratore di Gianni Turco e di Mille Voci. Ringrazio tutti voi tecnici che ci avete assistito, chi è stato all'audio, chi è alle luci, non dico i nomi perché sennò qualcuno me lo dimentico. Ringrazio tantissimo la regia, grazie a Gianni Turco per la realizzazione di Mille Voci, grazie ai fratelli Sciscione che ci hanno ospitato all'interno di questi studi, spero di non dimenticare nessuno, quindi ringrazio tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso di questa 18ª edizione, che hanno dato fiducia a Mille Voci. Vi ricordo che se volete promuovere la vostra musica a Mille Voci potete contattare, troverete tutti i contatti sul sito di Mille Voci, millevoci.it. Gianni Turco, grazie, siamo riusciti anche quest'anno a portare a termine questo progetto, sempre con tanto impegno, con tanta fatica, superando anche tante difficoltà, però
grazie, insieme ci siamo riusciti. Quindi grazie a tutti, grazie a voi veramente di cuore per essere stati con noi in quest'ultima puntata. Sigla! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie, ciao a tutti, grazie!